Una storia fatta di sguardi, di abbracci, di amore e di sostegno. Le suore francescane missionarie del Sacro Cuore lasciano un vuoto immenso a Treviso. 130 gli anni che le hanno viste operare nel suolo trevigiano. Da sempre vicine agli anziani delle case di riposo dell'Isera, oggi hanno concluso la loro missione. Il saluto di Monsignor Rizzo durante la messa ieri mattina al Menegazzi. Noi diamo il saluto alle suore che hanno servito qui per oltre 130 anni. Salutiamo la madre, che rappresenta tutta la congregazione e tutta la storia di questa famiglia religiosa. Le loro parole ed il loro calore hanno aiutato tantissime persone, hanno sorretto e accompagnato chi stava soffrendo. Credo che nell'eccellenza dell'Isera loro siano state un valore aggiunto, davvero delle persone eccezionali, ma non solo sotto l'aspetto dello spirito, dell'animo, ma anche sotto l'aspetto del corpo. Hanno fatto un po' di tutto, da cuoche a infermiere a benefattrici. Cioè, queste hanno 130 anni, oltre 130 anni di storia, quindi una grave perdita per noi. Un fulmine a ciel sereno, spiega Luigi Caldato, presidente dell'Isera di Treviso. 15 giorni fa è venuta da noi la madre superiore e ci dice non ne abbiamo più, di suore non ne abbiamo più, e io sono costretta a spostarmele a Gemona, nella sede centrale o nelle altre sedi dove ho bisogno, quindi siamo veramente preoccupati e anche impegnati alla sostituzione eventuale, capisci? La Santa Messa, poi saluti commossi delle istituzioni, dei religiosi, dei cittadini e soprattutto degli anziani che con le suore francescane hanno trascorso una parte importante e delicata della loro vita.